L'esito delle urne a Palermo sarà determinante al fine delle scelte successive per le elezioni regionali a novembre. I 6 candidati che si contendono la poltrona di Orlando. Giuliana Miccichè. L'interesse politico nazionale è rivolto anche e soprattutto verso Palermo. Il voto del 12 giugno coinvolge l'intera penisola, ma Palermo assume un rilievo particolare allorché l'esito delle urne sarà, almeno così si ritiene, determinante al fine del posizionamento di partiti, movimenti, liste civiche e candidati verso le elezioni regionali a novembre. Non a caso ampia parte del centrodestra ha rinviato ogni decisione per le regionali a dopo il 12 giugno. E dunque i 6 candidati alla successione di Leoluca Orlando a capo di Palazzo delle Aquile sono Roberto Lagalla per il centrodestra, Franco Micelli per il centro-sinistra, Fabrizio Ferrandelli per Più Europa e Azione, l'eurodeputata Francesca Donato in contrapposizione a centrodestra e centro-sinistra, la civica Rita Barbera e l'autonomista Ciro Lomonte. Roberto Lagalla, 67 anni, è specialista in radiologia diagnostica e radioterapia oncologica all'Università di Palermo. È stato assessore alla sanità nel governo di Totò Cuffaro, ex rettore all'Università di Palermo e assessore all'istruzione e formazione nel governo Musumeci. È appoggiato da 9 liste: Forza Italia, Lega Prima d'Italia, UDC, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Democrazia Cristiana Nuova, Alleanza per Palermo, Autonomisti, Lavoriamo per Palermo, la Galla Sindaco e Moderati per la Galla Sindaco. Poi Franco Micelli, 69 anni, è presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Nel 1990 fu segretario del Partito Comunista a Palermo, fu eletto consigliere comunale col Partito Democratico della Sinistra e fu assessore ai lavori pubblici alla fine degli anni 90 nella giunta di Leoluca Orlando. È sostenuto da 4 liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologista e Progetto Palermo. Poi Fabrizio Ferrandelli, 41 anni, laureato in lettere moderne. Dal 2004 è impiegato all'ufficio coordinamento rete della Banca Sant'Angelo. È consigliere comunale di Palermo dal 2007. È presidente dell'Assemblea Nazionale di Più Europa. Lo sostengono 3 liste: Più Europa Azione e Tu Splendi Palermo. E poi Rompi il Sistema, una lista composta tutta da candidati sotto i 25 anni di età. Poi Francesca Donato, avvocato, 52 anni, eurodeputata indipendente fuoriuscita dalla Lega in opposizione al governo Draghi. Si colloca in un'area trasversale in contrapposizione alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. È sostenuta dalla lista Rinascita Palermo. Poi Rita Barbera, già direttrice delle carceri di Pagliarelli e Ucciardone. È appoggiata da un movimento civico che rivendica di non avere alcun legame con la politica dei partiti. È forte di 2 liste: Rita Barbera sindaca e Potere al Popolo. E poi Ciro Lomonte, architetto di 62 anni e convinto autonomista, appassionato di storia e arte della Sicilia e di Palermo. Con lui è la lista Ciro Lomonte sindaco. Una griglia di strade